Italia Viva di Matteo Renzi arruola tra gli eletti in Veneto la deputata Sara Moretto, che lascia il PD per seguire l'ex premier. Il Partito Democratico sta facendo un lavoro legittimo sotto la guida di un segretario democraticamente eletto che ha scelto una strada di allargamento verso una certa parte di elettorato che è assolutamente necessaria, ma che credo debba essere integrata anche con una visione più liberale che guarda verso anche gli elettori moderati. Credo quindi che in questo contesto il progetto Italia Viva sia un'aggiunta, un di più che va a completare questo lavoro. Dopo Lucia Annibali, pesarese ma eletta nella circoscrizione Veneto 2, è la deputata di Portogruaro, l'unica veneta ad abbracciare il nuovo progetto politico creato da Renzi. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, dato per vicino all'ex segretario, oggi ha comunicato con una nota che resterà nel Partito Democratico, decisione presa dopo essersi confrontato con chi sul territorio l'ha sostenuto. Resterò con convinzione nel PD che ho contribuito a fondare, scrive Ferrazzi, casa comune dei diversi riformismi e delle diverse culture politiche che credono nell'Europa unita e federale, nel patto atlantico, nella difesa e nella promozione della democrazia liberale, nel sostegno a chi rimane indietro, nella lotta contro le ingiustizie e nella solidarietà nei confronti di chi più soffre. Resta nel PD anche il deputato padovano Alessandro Zan. Si deve fare una sintesi per dare una risposta agli italiani che aspettano appunto la riduzione del cuneo fiscale, la riduzione delle tasse, una politica green, gli investimenti sulle imprese. C'è tanto lavoro da fare e dunque questa operazione che è di formazione di gruppi parlamentari diversi dal PD secondo me non ha senso e nemmeno mi entusiasma, per cui io rimango convintamente nel Partito Democratico perché penso che questa sia la scelta migliore per dare delle risposte ai bisogni delle persone e ai bisogni del Paese.